Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo 5 minuti più 5 secondi a mossa, quindi saranno partite un po' più lunghe rispetto al solito. Ok, il mio avversario risponde con la Caro-Kann, noi occupiamo il centro e aspettiamo la sua D5. Ok, le continuazioni possibili sono principalmente 4, cioè cavallo C... Ecco, iniziamo con le frecce. Cavallo C3, cavallo D2 per sostenere questo pedone, spingere il pedone e mangiare. Non lo so, tiriamo i dadi, cosa facciamo? Spingiamo questa volta in maniera un po' più... Questa è la variante di spinta. Ok, questa è una linea secondaria, la mossa principale è alfiere F5, con l'idea di rientrare in una specie di francese con l'alfiere che però è riuscito ad uscire rispetto a quest'altra apertura. C5. Mm, 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 mm. Qua la mossa migliore dovrebbe essere la presa in C5, ma che ce frega, che ci importa. E giochiamo così. Non dovrebbe essere troppo brutto. Vediamo come gioca. Mi aspetto cavallo C6. Sono abbastanza convinto che sia la mossa migliore. Per aspettare la mia cavallo F3 e a quel punto giocare alfiere G4 e giocare con la stessa idea di prima, cioè una francese con l'alfiere già uscito. Però non gli daremo questa soddisfazione di mettere subito il cavallo in F3, ma giochiamo un'altra mossa più furba. Per esempio, mm, 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 alfiere B5, ma sì dai, alfiere B5 un po' strana, però di solito l'alfiere viene messo in E2 o in D3, però in D3 non l'avrei potuto mettere perché poteva mangiarmi questo pedone in questo modo, perché l'alfiere avrebbe coperto la difesa della donna. E adesso sono proprio curioso di capire dove metterà questo alfiere, se si limiterà a giocare alfiere D7 oppure sarà più ambizioso e vorrà metterlo in F5. Su E6 si giocherebbe praticamente una francese, però nella quale lui ha giocato già C6 e C5, quindi ha perso una mossa rispetto alla variante, diciamo, standard. L'altra alternativa forse è donna B6. Ok, E6 è la mossa, diciamo, rinunciataria. A questo punto posso giocare cavallo F3 senza temere alfiere G4. E ok, cavallo E7. Potremmo arroccare, però cavallo E7 mi dà anche la possibilità di mangiare questo pedone in C5 che è lasciato scoperto. Why not? Dai, mangiamocelo e preghiamo che non ci sia niente di terribile. G6, ok, dopo G6, guardate, tutti i suoi pedoni sono sulle case chiare, quindi questo vuol dire che questo farà super schifo e questo che verrà messo qua sarà un pezzo fondamentale per lui, quindi se riusciremo a cambiarlo sarà veramente tanta roba, perché a quel punto tutte le debolezze sulle case scure sarebbero indifendibili. Ok, non so se arroccare... Vabbè, giochiamo a Rocco, dai. Vediamo se vale la pena giocare alfiere G5 e alfiere F6 in questa posizione. Anche se mi sembra un po' prematura. Torre 1. Rinforziamo questo punto, che è stato lasciato debole l'uscita di scena del pedone D4. E ora alfiere G5. Proviamo a giocare sia magari in qualche linea anche alfiere F6, però soprattutto il nostro piano deve essere donna D2 e alfiere H6, più standard per eliminare l'alfiere fondamentale. Ok, ora inizia a rompere le scatole su questo punto.
Forse sarebbe stata migliore mettere l'alfiere in F4. Veramente questo è possibile. Ok, in realtà non lo sta proprio minacciando perché dopo la presa, se mangia di alfiere, vediamo che ancora una volta la donna sta facendo troppe cose. Sta difendendosi all'alfiere e difendendo anche il cavallo dall'attacco dell'alfiere. E quindi io mangiando il cavallo, diciamo, costringo la donna a rimangiare e l'alfiere sarà sospeso. Quindi tatticamente quel pedone non dovrebbe essere un problema. Quindi donna di 2, gliela mettiamo anche, diciamo, come trappola, perché se mangia dovrebbe perdere un pezzo. Ok, se n'è accorto, non male. Vediamo se continua a non minacciare niente. Sorpresa. Devo ricalcolare tutto, però a questo punto il cavallo sarà proprio in presa del tutto, quindi sono abbastanza fiducioso. Ehm, Potrei continuare con Alfiere H6, che è anche il mio piano. Però a sto giro ho paura che mi salti col cavallo in F5 e mi rompa un bel po' le scatole. Quindi torno indietro con questo alfiere, con l'idea di quando il cavallo si porterà in F5 io lo mangerò istantaneamente. Ora cavallo per E5, abbiamo già detto che non funziona per via di cavallo per E5 e alfiere per E7. Quindi mi aspetto o torre 8, una delle due torri in E8, o non lo so, perché già la posizione del nero inizia a diventare abbastanza brutta. Infatti torre 8, a questo punto posso anche mettere l'alfiere in F6, provando a migliorare ulteriormente la mia posizione. Ma anzi, prima finisco lo sviluppo con cavallo A3. Cavallo A3 è mossa abbastanza furba perché minaccia anche cavallo B5 e l'entrata in D6, che sarebbe devastante, quindi mi aspetto A6, infatti. E nel frattempo però ho sviluppato un pezzo, quindi magari un giorno potrò giocare cavallo C2, cavallo D4. Ok, ora proseguiamo con alfiere F6. Prendere per lui sarebbe un disastro, perché mangerei col pedone, attaccherei il cavallo e minaccerei anche l'arrivo della donna in H6. Ovviamente su cavallo F5 si mangia sempre con questo alfiere, che la posizione è parecchio chiusa, quindi aspettate che sto vedendo delle cose. Quindi i cavalli dovrebbero valere tendenzialmente di più. Ok, l'alfiere F8 è una mossa che ci piace perché adesso questo alfiere diventa una bestia. Ok, per lui è già una posizione molto 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 difficile. Dobbiamo soltanto capire come mettere i pezzi bene. Ok, donna e 2. Donna A5. Minaccia di riprendere questo pedone. Ce ne frega qualcosa? No. Cavallo G5. Tra una mossa verrà svelato il vero piano segreto racchiuso in donna E2. Perché effettivamente sembra una mossa strana, no? La donna stava così bene sulle case scure, minacciava sempre di entrare in H6. Però una volta che l'alfiere si rimane in F8 per me sarà molto difficile mettere la donna in H6. Quindi ho deciso di metterla qui in modo tale che posso sia giocare donna G4 per venire in H4, ma ho anche a disposizione questa fantastica donna H5 che sembra essere in presa, ma in realtà se viene mangiata l'alfiere mangia in H7 con scacco matto. E, e qua si vede molto bene come i pezzi del bianco collaborano per attaccare il re. Quindi H6 diventa forzata.
E a questo punto posso giocare donna H4 senza troppi problemi. Rimango all'attacco e adesso preparo magari l'arrivo di qualche altro pezzo ad attaccare il re. Tanto il cavallo non può essere mai mangiato per via di donna H8 questo giro, quindi un altro tema. Cavallo F5 abbiamo detto che lo avremmo sempre mangiato perché il cavallo in F5 controlla un sacco di caselle scure. Forse F4 è necessaria? Ah, non posso. Nada. Devo controllare bene che non mi mangi, che non mi possa mai mangiare questo pedone 5. Sarebbe un problema. Ok, qua semplicemente si è dimenticato di quel matto lì. E amen. E ok, facciamo una piccola analisi su quello che lui ha veramente sbagliato, secondo me. Allora, primo errore, cavallo E7, che mi lascia un pedone sostanzialmente gratis. Anche già qua la posizione del nero diventa parecchio complicata perché non si vede un bel modo di sviluppare i pezzi. Ad esempio, dove mettere questo alfiere. Probabilmente cavallo F5 o cavallo G6 qua sarebbero stati migliori per contrattaccare subito su questo pedone in E5. Ad esempio, cavallo E5 che attaccava tutti e due. B4 sarebbe stata la mia mossa. E ok, ad esempio alfiere di 7, almeno cercare di controgiocare su questo pedone 5, magari anche con F6 o altre reazioni, alfiere 7. Comunque, dopo la sua mossa che è stata G6, secondo me, non dico che il nero abbia una posizione compromessa, però tutte le case scure diventano estremamente facilmente raggiungibili, la casa in D4 anche con questa manovra, cavallo A3, cavallo C2, cavallo D4 e l'attacco del bianco è abbastanza semplice come abbiamo visto in partita, il bianco non ha dovuto fare ste grandi manovre a parte vedere questo piccolo tatticismo molto, molto carino con donna H5 sfruttando l'azione dei suoi fortissimi pezzi. Spero che vi sia piaciuto il video, ci vediamo. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!